buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Vincenzo sembra che sia qua da ieri, ma invece viene la mattina, cioè va anche a casa, no? Ecco, siamo qua con Pallone. Paolo, non arrivo, si bassa. È una palesina Sul sua. trespolo quest'oggi c'è il Checco, poi abbiamo Jean Paul e le altre due persone, abbiamo la signora Anna, bel nome. Anna come mia moglie Francesca e il titolare Paolo. Chiaramente si parlava di Green Pass, vaccini eccetera, come ogni mattina ormai questo, anche perché dobbiamo prepararci all'inverno, perché adesso siamo in esterna, però per andare dentro allora adesso probabilmente faremo qua una sede tamponi rapidi e Paolo si prenderà la responsabilità di fare la mattina tutti i tamponi da capire se anale o anche normale, anale per andare a bere caffè. Ma mi è venuta appunto questa barzellettina, prima si parlava di cose particolari di medicina, no? Sì. Parlava di ginecologia eccetera eccetera e mi è venuta la nostra- allora o parli tu o parlo io. No, tol il telefonino. Parlerò Qua c'è la... ecco, bravissima, ciao. Comunque, aspetta che te la dico, ma è rapida, che praticamente queste ragazze si mandano, ecco, vedete abbiamo rovinato la barzellettina, sì, 3 caffè. E queste due si trovano, sai, praticamente a Messa, sai, a Messa, queste due signore, siamo a Messa, e una arriva a Messa con l'ombrello, era bel tempo, no? Ce la fai con l'ombrello? La facciamo i nudi neri, ce la fai con l'ombrello qua? Perché poi piove, ma se c'è bella giornata. Piove. Finisce la messa, diluvio, vedi con l'ombrellino? La domenica dopo, questa qua arriva praticamente, no? Senza ombrello, di corsa a Messa. Pioveva, ma non è per fare l'ombrello, no, perché guarda che adesso finisce la messa, tac, viene il sole, finisce la messa al sole. Ma come fa sto sapere sta roba qua? Guarda, è un metodo, è mio, metodo mio, però funziona. Allora la mattina io prima di alzarmi prendo il pisello di mio marito, lo prendo in mano e lo prendo tiro su. Se cade a sinistra, piove sicuro, ma constatato. Se cade a destra viene il sole, ma una giornata estiva. Sì, ma se sta dritto non mi vedi a Messa. Beh, leggera, veloce, rapida. Da quelli delle 7:20 non l'hai capita, Paolo. Cioè, praticamente che ci vogliono anche spiegare. Ci vediamo domani, forse. Pomeriggio è una bella esperienza, non diciamo quale. Ciao! Ciao.